Amici collegati all'ascolto sui canali della Lega Nazionale Dilettanti, tra pochissimo entreremo in campo per il derby di Sicilia femminile tra Catania e Palermo. Giornata valida per la quarta giornata appunto del girone D di Serie C femminile. Prima però di entrare in campo siamo stati nel rettangolo di gioco a bocce ferme, ovviamente, per sentire i due tecnici delle rispettive formazioni. Li sentiamo. E allora con mister Reitano, mister, è una partita importante, un derby sicuramente da giocare, un derby anche complicato per quelle che sono le qualità tecniche delle vostre avversarie. Innanzitutto le chiedo come ha preparato la partita e cosa si aspetta dalle sue ragazze. Abbiamo preparato la partita come prepariamo tutte le gare di questo campionato, con massima intensità, massima attenzione anche ai dettagli. Sappiamo che è una partita importante, sappiamo che è un derby, ma ci faremo trovare pronte perché abbiamo le carte in regola per poter fare un'ottima partita. Si rientra dopo una piccola pausa, una settimana di stop, però voi venite da un ottimo campionato fin qui, 3 partite giocate, 3 vittorie, 0 gol subiti. E il Catania che si aspettava? E il Catania che mi aspettavo perché col direttore siamo riusciti a fare una rosa per quanto mi riguarda importante, abbiamo ottime atlete, ottime giocatrici, quindi sì, mi aspettavo questo inizio perché poi io valuto sempre come ci alleniamo, no? Se mi alleno a massima intensità e massima attenzione poi è giusto fare risultato perché vuol dire che te lo meriti. È una delle squadre con la media età della rosa più bassa praticamente nella Serie C, almeno per quel che riguarda il girone D. Come si gestisce un gruppo molto giovane che talvolta può magari peccare d'esperienza ed invece poi ti ritrovi con 0 gol presi, insomma, qual è la gestione? Far capire l'importanza di ogni momento che la gara ti porta, perché a volte capita che la partita ti porta a doverti difendere di più, a volte attaccare un po' di più. Capire i momenti è la parte più importante e capire anche le situazioni di gioco in cui ti ritrovi, perché poi lavoriamo tanto su quello, no? Sulle situazioni che poi possono ritrovarsi in gara. Da quel punto di vista devo dire che ho ottime ragazze perché si allenano sempre al massimo e mi danno sempre la sensazione di poter dare sempre di più. Grazie mister. Mister, insomma, è un derby di Sicilia, arrivata a Catania in una giornata adesso soleggiata. Innanzitutto le chiedo, come prima impressione, cosa si aspetta dalle sue ragazze in questo derby. Ovviamente è sempre bello affrontare questi derby, ma in generale nella vita sono sempre partite molto particolari. E cosa mi aspetto dalle ragazze? Quello che hanno fatto durante la settimana con un atteggiamento giusto, un atteggiamento di voglia, di lottare su ogni pallone e soprattutto anche di concentrazione. Fin qui è stato un Palermo ottimo nelle prime 3 uscite stagionali, un solo scivolone a Salerno che è un campo complicato. Dopo questa piccola pausa le chiedo come si riparte, visto che c'è stata una settimana di stop. E diciamo sì, a Salerno è stata una brutta sconfitta nonostante la prestazione e questo ci dà modo di crescere nei nostri errori e nel cercare di lavorare dove ancora dobbiamo migliorare. E la sosta ci è servita a cercare di, appunto, cercare di andare a migliorare alcuni aspetti che ancora mancavano, però siamo sulla strada giusta e le ragazze adesso stanno migliorando, sono migliorate e diciamo che sono nella strada che abbiamo chiesto noi sin dall'inizio del campionato. Qual è l'obiettivo di questo Palermo? È un Palermo pieno di giovani ma anche di certezze ed esperienza. Qual è l'obiettivo che si è posta con le ragazze? L'obiettivo è sempre quello di migliorarsi di anno in anno. Stiamo costruendo una bella realtà con tante giovani di talento e ovviamente le veterane ci stanno dando una grossa mano perché danno l'esempio magari a generazioni che non hanno vissuto il calcio come l'abbiamo vissuto noi con certi principi e valori e quindi l'obiettivo è sempre di migliorarsi di anno in anno e costruire una base solida per il futuro. Grazie. Grazie a voi. Amici collegati all'ascolto sui canali della Lega Nazionale Dilettanti YouTube, bentrovati dallo stadio Francesco Russo di Via Grande, tutto pronto per quel che sarà il derby di Sicilia tra Catania e Palermo. Siamo nel girone D di Serie C femminile, la quarta giornata mette in programma una partita dall'esito mai scontato, una partita capace di mettere contro 2 città, 2 simboli, 2 interi popoli e che ogni anno in qualsiasi sport, anche nel calcio femminile, si rinnova sempre con un sano agonismo ma sempre con la voglia di vincere. Un cordiale saluto da Giovanni Saeli, è tutto pronto
qui allo stadio Francesco Russo di Via Grande. Le squadre stanno per entrare in campo. Abbiamo sentito un po' i due allenatori, sia Silvestro Retano sia Rosalia Pipitone, li abbiamo sentiti in un prepartito chiaramente carico di tensione, nell'attesa che le squadre rientrino in campo per la tradizionale sfilata di inizio gara. Andiamo a vedere anche un po' la classifica attuale, quella che in questo momento dopo 3 sole partite campeggia nel campionato di Serie D, ovvero la Salernitana prima in classifica, però insieme al Catania 3 punti su 3, 3 partite su 3 vinte, 9 punti, dunque punteggio pieno sia per la Salernitana che per il Catania. A seguire a 6 punti ci sono Palermo, Abatese, Villaricca, Colleferro. Subito dopo al 7° posto il Lecce con 4 punti, Pink Sport e Virtus Marsala 3 punti, Matera 1, Cus Unical 0 e Rende 0 punti a chiudere questo girone di Serie C. Per quel che riguarda invece il programma della giornata, di questa quarta giornata di Serie C femminile, si è giocata oggi, non sappiamo però ancora il risultato. Academy Abatese contro Villaricca alle 10:30, alle 11:30 si è giocata Virtus Marsala a Lecce, in diretta ovviamente sui canali della Lega Nazionale Dilettanti Catania-Palermo. Sempre alle 14:30 si gioca anche a Matera Colleferro, Pink Sport Rende, ed a Salerno Salernitana Cus Unical. Ne approfittiamo anche per andare a vedere le formazioni di questo derby di Sicilia. Partiamo dalle padrone di casa del Catania, che schierano con la numero 71 Macera in porta. Mister Reitano ha scelto un 3-4-1-2, così almeno l'assetto iniziale. Tridente con Panarello, Pietrini, che è anche il capitano, e Di Vittorio. Davanti la difesa Risina e Musolino. Poi il tridente di Fiorella, Cammarata e Vacchino, che va a fare un po' da sorveglianza al duo d'attacco Sciuto Martinelli. Questo per quel che riguarda il Catania. In panchina Orlando, Barbarino, Milazzo, Basilotta, Laporta, Lanteri, Musumeci, Russo e Ferlito. Queste le scelte per questo derby di Sicilia tra Catania e Palermo di mister Silvestro Reitano. Andiamo a vedere anche la formazione ospite del Palermo, allenata come ben sapete da Rosalia Pipitone, che schiera un 3-5-2. Tra i pali va Biundo col numero 77, tridente di difesa con Priolo, Incontrera e Conciauro. Poi al centro del campo Piro, Bruno, Cancilla, sulle fasce Coco a sinistra, Cangelosi a destra. Duo d'attacco Dragotto, Chirillo. Questo l'11 scelto da Rosalia Pipitone. In panchina Sorce, Scalici, Caravello, Viscuso, Manna, Leto, Purpura, Tarantino e Massaro. Queste le ragazze a disposizione del tecnico rosanero. E allora è una partita molto interessante, una partita che di fatto mette, anche se dopo sole 3 partite, mette contro il miglior attacco del campionato, ovvero il Palermo, che fin qui in 3 partite ha siglato 11 gol, subendone 3, mentre per quel che riguarda il Catania invece un avvio perfetto fin qui, condito sì dai gol, ne ha fatti 9, ma soprattutto da 0 gol subiti. Si presenta così la formazione di Reitano: 0 gol nelle prime 3 uscite, insomma uscite sicuramente non complicatissime, ma chiaramente vincere non è mai facile, soprattutto farlo fuori casa, dove il Catania ha giocato già 2 partite, sia sul campo del Colleferro, dove si è imposta per 2-0, e sia sul campo del Cus Unical, dove ha vinto per 1-0 alla fine di ottobre. Ricordiamo che entrambe le formazioni, insomma tutto il movimento femminile, ha riposato durante il weekend di festa dell'1 e 2 di novembre. Dunque squadre che hanno potuto un po' riassettare le energie per riprendere poi il proprio cammino. Allora abbiamo già visto le formazioni, abbiamo già visto anche quello che sarà un po' la line-up e tutto quel che riguarda la quarta giornata. Ricordiamo dunque che il Catania è attualmente primo in classifica, una squadra molto interessante, quella allenata da Silvestro
Reitano, che sta battagliando con un'altra big, ovvero la Salernitana, e questo match è un match che ha tanto da dirci, perché è un match che mette di fronte non solo le due squadre per eccellenza siciliane, in un derby di Sicilia storico, volete per il calcio maschile, ma in generale per tutti gli sport, ma mette due squadre che dopo questo avvio sprint sicuramente si candidano ad essere protagoniste di questo girone D, insomma protagoniste per la lotta, ricordiamo, ai 2 posti per i playoff per salire in Serie B. E allora squadre che stanno per fare il proprio ingresso in campo. Oggi tempo ballerino qui a Catania con tanta pioggia ma anche tanto sole, insomma molto instabile, quindi anche questo potrà influire probabilmente sulle scelte e sulla condizione del campo. Ricordiamo, Francesco Russo, è un campo rifatto da poco in erba sintetica, un campo che ad oggi ospita le partite dello storico Atletico Catania e anche le partite del Catania femminile, che quest'anno gioca qui le partite in casa, e chissà se rivedremo il Catania femminile a Torre del Grifo, perché negli ultimi giorni è uscita appunto la notizia dell'acquisizione da parte del gruppo del Catania Football Club, presieduto da Ross Pelligra, appunto dell'acquisizione dopo il fallimento del 2021 da parte di Torre del Grifo, e dunque chissà se nei prossimi anni rivedremo il Catania femminile giocare le proprie partite in casa proprio a Torre del Grifo. Arrivato il Palermo insieme al trio arbitrale, arriva anche il Catania, squadre che stanno per fare il proprio ingresso in campo. Diciamo, siamo un pizzico in ritardo con la tabella di marcia, ma questo può anche capitare, considerato anche i fenomeni atmosferici. Campo che è già abbondantemente bagnato. E allora Palermo lo vedete in maglia rosa, già pronto per fare il proprio ingresso in campo. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di seguire i nostri canali Lega Nazionale Dilettanti qui su YouTube, seguire anche i canali social su Instagram, Facebook e tutti i principali social media per rimanere sempre aggiornati su quelle che sono le avventure e le giocate migliori del campionato di Serie C femminile, ma non solo, insomma di tutto il campionato e di tutte le competizioni, pardon, della Lega Nazionale Dilettanti. Ed allora ultimi istanti, squadre che sono pronte per fare il proprio ingresso in campo. Eccole qui le formazioni. Pallone all'arbitro, adesso andremo anche a parlare di quello che è la terna arbitrale. E dunque eccole qui, Catania e Palermo scendono in campo per la quarta giornata del girone di Serie C femminile. Questo è il derby di Sicilia, è sicuramente una partita mai scontata, coreografia anche qui sugli spalti. Fumogeni rosso e azzurri qui al Russo di Via Grande, con gli applausi che fanno da cornice al fischio dell'arbitro e i capitani che vanno a scambiarsi il gagliardetto. Come sempre capitan Petrini per quel che riguarda il Catania, dall'altra parte Coco, una delle giocatrici sicuramente più d'esperienza. Adesso sale un po' il fumo anche dei fumogeni. Insomma, non semplicissimo commentare con questi fumogeni, abbiamo il vento a sfavore tra l'altro. Ma comunque formazioni che si stanno dando il 5, sarà un derby di Sicilia sicuramente molto sentito, sia per quel che rappresenta questo derby a Catania e a Palermo, ma anche e soprattutto perché in palio ci sono 3 punti fondamentali per entrambe le formazioni, e qui sentite di sottofondo l'applauso sincero del Russo di Via Grande, cioè una tensione positiva qui al Via Grande. Nel frattempo, mentre le squadre stanno per fare il proprio
saluto alle rispettive panchine. Vi informiamo che l'Academy Abbatese ha vinto per 2-0 sul Villaricca, mentre il Virtus femminile Marsala ha perso in casa contro il Lecce Woman. Dunque 5-0 del Lecce Woman. Eccolo qui il Palermo schierato, pronto con la propria foto di rito. Quadrato anche il Catania di mister Reitano. Dunque tutto pronto, manca solo il calcio d'inizio per dare il via a questo derby di Sicilia che si è già giocato quest'anno in Coppa Italia, nel primo turno di Coppa Italia, dove il Catania ha battuto per 4-3 il Palermo. Fu una tripletta di Martinelli a decidere quella partita lì, e sarà proprio Martinelli a dare il via al match. Dunque si parte, inizia il derby di Sicilia, Catania e Palermo, con il Catania ovviamente in divisa rossa-azzurra, mentre per quel che riguarda il Palermo la divisa completamente rosa, ormai divisa tradizionale della società presieduta da Dario Mirri, da quando è entrato il nuovo gruppo, che è anche, come ben sapete, il proprietario del Manchester City. Una vera rinascita quella del Palermo, che nel maschile in pochi anni è risalita dalla Serie D alla Serie B, ed anche per quel che riguarda la formazione catanese una rinascita dopo il fallimento che ha visto la formazione del presidente Pelligra trovare subito la C. Attenzione però, seguiamo questa prima azione subito con Sciuto che scarica, si va a destra da Vacchino, ancora Vacchino, bloccata, poi c'è il fallo commesso proprio da Vacchino che perde palla ed esperienza qui con Ciauro, fa su il pallone, mette il corpo tra avversario e pallone. Dunque calcio di punizione, Palermo che risolve questo primo pericolo. Si riparte subito da Conciauro, pallone messo fuori. Dunque pallone ancora fuori sull'out di sinistra con Piro, una delle giocatrici più esperienti di questo Palermo, pensate classe 83. Adesso recupera il pallone il Catania, sempre con Vacchino, allontana come può con Ciauro, occhio alla velocità di Chirillo che però non può arrivare. C'è Macera pronta a fare guardia, buona guardia su questo lancio lungo. Adesso Catania che prova a rialzare il baricentro. Pallone lunghissimo, messo subito via da Incontrera. Poi ancora Catania, ancora gioco di gambe con Musolino. Si allarga Fiorella, Musolino cerca una compagna libera. Occhio qui perché il Catania rischia qualcosa sul pressing del Palermo. Cammarata porta a spasso il pallone, si appoggia su Vacchino, con Ciauro fa sua la sfera e allora lungo il pallone dalle parti di Capitan Coco, che però non riesce ad agganciare. Palle in rimessa laterale. Adesso pallone sempre scodellato nel mezzo, batti e ribatti, ancora una rimessa laterale. Catania che sta avendo qualche difficoltà in fase di impostazione rispetto ad un Palermo che invece sta aspettando il momento giusto per ripartire. Palla lunga adesso, allontana solo per un istante, altra rimessa laterale con Bruno che non ci pensa troppo. Allontana il pallone.
Ancora pallone dalle parti della solita Musolino, scarica la palla da Vacchino, allontanata dal Palermo solo per un istante, poi riesce a lavorare questo pallone Dragotto, prova a ripartire il Palermo in velocità, sbagliato l'appoggio qui di Dragotto, e allora in mezzo a due cade giù. Stava di Cammarata, messa giù, calcio di punizione con il Catania che può sistemarsi in avanti. Una pressione altissima quella del Palermo sul portatore di palla. Pallone lunghissimo, occhio, questa palla scodellata nel mezzo, già prontamente allontanata da Cancilla, che prova a evitare guai. Ancora Catania da quelle parti, sempre con Priolo, pallone messo dietro, occhio perché stava arrivando da quelle parti Martinelli. Ora Petrini qui deve risolvere una palla messa lunga, ancora giù con Cancilla, larga da Chirillo. Ancora Chirillo, punta Petrini, Chirillo da uno sguardo in mezzo, prova ad andare, intercettato il pallone però da Risina che poi sbaglia l'appoggio, occhio da lontanissimo, ci prova con il primo tiro della partita Piro, che fa sentire la propria esperienza, ci ha pensato due volte, pallone però troppo debole per poter impensierire Macera, che fin qui insieme alla propria difesa, dicevamo, ha dato una grande prova di solidità, 0 gol in 3 partite. Insomma, mica male, almeno per quel che riguarda questo campionato, rispetto ai 3 gol subiti proprio contro il Palermo in Coppa Italia. Attenzione qui all'ennesima discesa del Catania con Martinelli che lavora questo pallone, lo perde, la palla viene messa larga per Coco, occhio perché c'è un po' di campo, Coco al volo, Petrini con la spalla la mette giù, intercetta il capitano del Catania. Qui senza pensarci due volte Cammarata, poi batti e ribatti, la palla va dalle parti di Di Vittorio che l'ha messa lunga per Martinelli, intercettata la sfera. Allora prova a ragionare Cancilla, lunghissimo per Dragotto, non arriva qui, numero 9 del Palermo, dunque 0-0 dopo i primi 5 minuti di gioco. Palermo che ha alzato tantissimo il proprio baricentro. Pallone lungo, ancora una rimessa laterale, sempre per il Catania. Attimo perso per battere, poi movimento del Pesca sulla sinistra, ancora Musolino che si era sganciata, c'è una rimessa laterale stavolta però in favore del Palermo. La rimessa laterale, fase di stallo adesso della partita con le due squadre che chiaramente non vogliono scoprirsi, cercano di trovare l'attimo giusto. Occhio a questo pallone sbagliato, si alza un campanile con Chirillo che va a cercare Dragotto, pallone che però finisce dritto tra le mani di Macera. Palla lunga, messa giù, ancora Musolino, bello il passaggio, Cammarata, perdono, bello il passaggio per Vacchino, Vacchino pensa al cross, poi ci ripensa, la mette giù, l'ultima a toccare è proprio la numero 30 del Catania. Qui però il ruolo fondamentale fin qui di Cammarata, che spesso si sgancia da ruolo di trequartista, prova a scendere un po' per non dare punti di riferimento alla difesa palermitana e spesso diventa decisiva perché apre scenari non intercettabili, e di prima tra l'altro ha lavorato benissimo questo pallone per Vacchino, poi ha fatto buona guardia la difesa del Palermo, ma ancora Catania in avanti. Attenzione, pallone lunga, qui chiede scusa Cammarata,
messo fallo per gioco pericoloso. Qui Palermo che prova a reimpostare lungo dalle parti di Coco, che spizza per Dragotto, prova a uscirne, poi occhio al tiro improvviso con questa gran botta di Cancilla che da lontano all'improvviso stava per sorprendere Macera, anche un po' fuori dai pali per le fortune delle rossazzurre, però palla che è terminata dritta sul fondo. Batti e ribatti in mezzo al campo, prova a uscirne come può Risina, poi il pallone è lungo, occhio allo scatto, attenzione Martinelli, parata coi piedi fondamentale di Biondo, e questo il primo squillo della partita. È l'impressione che questo derby di Sicilia sia appena iniziato. Martinelli chiama, Biondo risponde, si rimane sullo 0-0, prima vera occasione al 10° minuto con Martinelli che stava per far malissimo la difesa del Palermo. Occhio al corner però, un altro tentativo interessante. 6 giocatrici rossazzurre dentro l'area, si muovono le torri, palla messa sul secondo palo, Di Vittorio prova a spizzare, non riesce però a schiacciare bene questo pallone. Di Vittorio ci ha provato, facile la presa per Biondo. Qui Biondo litiga col pallone, attenzione, altra grande occasione, non è finita, prova ad andare col sinistro a incrociare Cammarata, altra grande occasione, altra pericolo per la formazione rosanero, con Biondo che adesso non se la sente più di giocare palla a terra, preferisce andare lontanissimo, scacciare via le paure. Chiaro è che il pressing del Catania in questo caso ha funzionato bene. Occhio dall'altra parte il Palermo con Dragotto, Chirillo chiede palla, Petrini anticipa solo per un attimo, poi Dragotto, mamma mia, altra occasione da un lato e dall'altro. Lo avevamo detto, si è acceso il derby di Sicilia. Da lontanissimo ci ha provato Dragotto, e allora quando stiamo per passare il quarto d'ora di gioco, un'occasione per parte. Prima Martinelli che praticamente a tu per tu con Biondo fatta stoppare col piede la sfera, dall'altra parte invece ripartenza fulminea del Palermo. Attenzione alle ripartenze perché è scappata via Vacchino sul lato di destra, pallone messo giù da Vacchino, si propone con l'inserimento la solita Cammarata, gioco di gambe, ancora Cammarata, prova a scappare via in mezzo a 3, Cammarata perde il pallone, e allora Palermo che prova a allontanare la sfera in mezzo a 2, gran giocata di Bruno che poi sfila su Chirillo. Allora ancora Cammarata, triplicata, non c'è fallo su Cammarata, se la ride la 10 rossazzurra che chiedeva un fallo, ed invece si ripartirà con una semplice rimessa laterale con Conciauro pronta a rimettere in gioco la sfera. Qui spinta evidente su Chirillo, dunque calcio di punizione sulla 3/4 in favore della formazione ospite. Sarà Piro probabilmente ad andare lungo. Occhio perché è salita anche Priolo che è una vera e propria torre. Pallone dentro, allungato in corner, dunque calcio d'angolo per il Palermo. Siamo già entrati nel 14° minuto.
attenzione, occhio allo schema del Palermo, pallone messo nel mezzo sul secondo palo, la palla rimane lì, poi la palla arriva tra i piedi di Dragotto e c'è un altro calcio d'angolo. Qui ha rischiato tantissimo, prima Priolo ha cercato fortuna colpendo male il pallone, carambola che è finita tra i piedi di Dragotto, fortunatamente ci ha pensato Macera a mettere il pallone in corner, aiutato anche dalla propria difesa. Altro grande rischio qui per la difesa rossa-azzurra. Ricordiamo, unica difesa fin qui imbattuta insieme alla Salernitana in questo campionato di Serie C. Si muovono le torri, occhio a Priolo, pallone nel mezzo proprio per la numero 31, palla messa fuori dove Cancilla controlla la sfera, aspetta che termini fuori. Ancora Palermo nella metà campo avversario. Cancilla, poi pallone messo nel mezzo, lavorato dalla difesa del Catania, poi con Di Vittorio che si allunga troppo la sfera, fuori, altra rimessa laterale con Chirillo che si è sganciata, poi al volo in Contrera, ma c'è un cambio battuta, rimessa laterale che è stata battuta in modo incorretto. Cambio battuta. Catania che prova adesso a riuscire. Occhio qui al calcio di punizione. Pallone lungo, ancora allontanato dalla difesa del Palermo, con il Catania che a suon di rimesse laterali ha conquistato diversi metri. Allora, pallone lungo, sicuramente andrà lunghissimo questa rimessa laterale, anzi no, si appoggia su Musolino e c'è un cambio battuta anche per il Catania. Occhio qui al pallone che sfila, riesce a uscire bene Priolo, poi ci prova ad imbucare Coco, pallone respinto, ne esce palla al piede Cancilla, poi largo a destra dalle parti di Cangelosi, anzi è Chirichillo, pallone ampiamente fuori al momento del tiro. Insomma, squadre che non stanno riuscendo a sfondare la barriera centrale creata dalle due difese. Si prova a giocare sugli esterni. Partita Vacchino. Servito il pallone per la 30, spizza all'indietro, errore qui di Conciauro, ci mette una pezza a biondo. Ha rischiato parecchio in questo caso il Palermo con Conciauro che forse voleva mettere il pallone in rimessa laterale, invece ha colpito male con la testa il pallone. Qui Petrini deve correre all'indietro
anticipata da Dagotto, poi Pietrini l'ultima a toccare, dunque Dagotto conquista una rimessa laterale, pronta a battere Coco. Si propone con Ciauro, aspetta il movimento dei compagni, anzi no, lascia la battuta proprio alla 5 Rosanero, con la sfera messa adesso per Dragotto, anticipata da Panarello, poi palla lunga, lotta su questo pallone Martini, qui Priolo mette il corpo a difesa della sfera, poi si va da Biondo col mancino direttamente da Cancelosi. Sistema il Palermo, sale il pressing del Catania, Biondo, pallone messo alto di testa, c'era Martinelli in evidente posizione di offside, ha preferito non correre sul pallone. Pallone lungo, il gioco di prestigio con questo sgavetto da parte di Musolino, si gioca sul filo della rimessa laterale. Ultima a toccare proprio una giocatrice del Palermo. Già passati i primi 20 minuti di gioco. 0-0 fra Catania e Palermo. Qui due vere emozioni, una per parte, con il tiro di Martinelli, l'inizio di Biondo stoppato con il piede, gran parata da parte della 77 Rosanero. Dall'altra parte invece un calcio piazzato che stava per trasformarsi in tragedia per la formazione rossazzurra. Priolo sul calcio d'angolo ha colpito col sinistro, ha colpito male in realtà, e poi sulla quella carambola si era avventata Dragotto, che però si è fatta stoppare il tiro della difesa rossazzurra. Insomma, un salvataggio in extremis. Occhio a questo corner, calci piazzati possono diventare un'occasione d'oro. Pallone messo direttamente dentro l'area piccola di Vittorio, la palla rimane lì, Cammarata arriva, protegge il pallone Capitan Coco, che qui ci mette il fisico, conquista anche un calcio piazzato. Qui ha qualcosa da dire Piro all'arbitro, chiedeva la distanza. Qui cade giù Vacchino, allora Chianchillo lavora per Piro, un po' di nervosismo adesso in campo, si gioca con Resina che cade giù ma non c'è fallo, dunque Pietrini può amministrare insieme a Musolino. Pallone lungo, spizza di testa Martinelli, poi però il pallone arriva tra i piedi dell'estremo difensore rosanero. Adesso ancora qualche chiacchiera con Piro che sta dando indicazioni alle proprie ragazze in campo, insomma con grande grinta. Conosciamo la ragazza palermitana, una delle più esperienti in campo. Qui cade giù Di Vittorio, fallo secondo l'arbitro da parte di Chirillo. Occhio quel pallone messo dentro, l'indirizzo di Martinelli, Martinelli col sinistro, altra parata meravigliosa di Biondo che tiene a galla le sue ragazze. Ancora 0-0, ma fin qui è una sfida unica tra Martinelli e Biondo. Occhio perché non è finita, altro pallone nel mezzo, Martinelli la lavora, poi batti e ribatti, Priolo protegge la sfera, la consegna ancora una volta a Biondo che fin qui è probabilmente la migliore tra le ragazze palermitane dell'allenatrice Rosalia Pipitone, che chiaramente sarà fin qui molto soddisfatta, lei che è stata una grande portiere per tanti anni anche nel giro della nazionale.
anche senza aver giocato un mondiale, giocato come secondo portiere per Pipitone, un orgoglio siciliano per tantissimi anni alla Roma in Serie A. Qui si gioca, pallone messo al centro dell'area, rimbalza, occhio, arriva dalle retrovie Fiorella, che però commette fallo. Fallo su Cancelosi, che stava proteggendo il pallone. Colpo duro per la 23. Si riparte, Priolo. Poi pallone nelle parti di Coco, che risalta la marcatura, ancora Coco, ne salta un'altra. Coco prova ad accendersi, poi amministra questo pallone. Peccato che arrivava Cammarata con grande intelligenza. Poi Cammarata toccata, c'è il calcio di punizione con Coco che non è assolutamente d'accordo. Qui Cammarata però ha lavorato benissimo la sfera, saltando due giocatrici. Poi Coco ha dovuto spendere questo fallo, rischiando a mio avviso anche il cartellino giallo. Poteva diventare una potenziale occasione pericolosa per quel che riguarda il Catania. E allora Panarello pronta a battere questo calcio piazzato. Direttamente al centro dell'area, pallone che rimane lì, arriva solo a attaccarlo Sciuto, oggi preferita a Vittoria Musumeci, e proprio insieme a Sciuto è una delle migliori marcatrici. 2 gol nelle prime 3 uscite, sia per Sciuto che per Musumeci. Insomma, niente male per le due attaccanti. Qui Sciuto lavora il pallone, va da Vacchino, non sa su chi fa riferimento. Vacchino, triplicata, cade giù, riconquista il pallone così. Piro poi messa a terra, calcio di punizione. Con l'esperienza qui Piro è stata travolta dalla propria avversaria. Indica che sarà lui a fischiare. Dai ragazze! Dai! Pallone messo in mezzo da Bruno, poi batti e ribatti, ancora un colpo di testa. Ciancilla prova a gestire il pallone, imbucata poi da parte di Bruno, allontana come può la difesa del Catania. Poi Sciuto, colpita, c'è calcio di punizione ancora su Piro da parte di Sciuto. Qui batte rapido, rischia qualcosa l'arbitro, però chiaro riferimento, sarà lui a fischiare la rimessa in gioco. Sulla sinistra Coco altissima, un po' di spazio, chiede palla, vediamo dove andrà Piro. È salita anche Priolo, cercare magari una spizzata di testa. Piro, lo sguardo in mezzo, lunghissimo il pallone, cercare Coco, pallone complicato gestito dalla difesa rossa-azzurra. Avevamo intuito il movimento di Coco, e anche con lo sguardo si era più volte cercata. Con la propria compagna. Si riparte dal fondo, 29esimo minuto che sta per scoccare, 0-0 tra Catania e Palermo. Fin qui alcune occasioni, in particolar modo 2 per il Catania, con Martinelli che per ben 2 volte si è presentata tu per tu con Biundo, e in entrambi i casi numero 77 del Palermo, estremo difensore, è riuscita a neutralizzare 2 tentativi di Martinelli. Allora Panarello, pallone un po' sporco quello per Musolino, che si lamenta per la qualità della rimessa in gioco della propria compagna. Allora, ancora come sempre
Conciauro prova ad andare via, occhio perché qui Petrini deve spendere un cartellino giallo, era scappata via Dragotto, qui protesta Petrini, protesta anche il caloroso pubblico del Russo di Viagrande. Siamo in provincia di Catania, alle pendici dell'Etna, che oggi fa da sfondo al Russo di Viagrande. Un po' di vento freddo, giornate che stanno iniziando anche giustamente a diventare un po' più fredde, anche se fino a qualche settimana fa le giornate erano ancora molto calde qui in Sicilia. Ma torniamo sul match. Piro, fortissimo il pallone in mezzo a cercare Priolo, spizzata di testa da allungare, riesce a evitare il corner Macera perché aveva spizzato Musolino. Allora Macera, pallone lungo dalle parti di Risina che controlla benissimo, poi altro campanile stavolta alzato da Panarello all'indirizzo di Sciuto che lavora il pallone per Martinelli, ancora Martinelli, Priolo sbaglia l'aggancio, c'è un tocco di mano, no secondo l'arbitro, poi lo rivedremo. Allora Cammarata prova l'Eurogol, mamma mia, gran botta di Cammarata, le proteste del Russo di Viagrande per un possibile tocco di mano. Chiaro è che dalla nostra postazione non è facile vederlo, ma l'arbitro era lì a pochi passi e non ha valutato il tocco come un tocco col braccio. Ma altra grande occasione poi per Cammarata. Pallone lungo nelle parti di Coco, pallone che rimbalza, qui gamba alta, non c'è gioco pericoloso. Allora Vacchino, 1-2 con Risina, ancora Risina, uno sguardo dentro, prova a saltare la propria avversaria, ma Conciauro fa buona guardia. Dunque Piro prova ad allargare il gioco dalle parti di Cangelosi, anzi no, si tratta di Ciancilla, ancora Ciancilla, imbucata di Coco, Ciancilla uno sguardo in mezzo, chiede palla a Dragotto, si va da Bruno, adesso largo a destra proprio da Cangelosi. Ora Cangelosi, pallone nel mezzo, prova a giocarlo Coco, palla messa giù, la sfonda, poi il tiro che diventa un cross, pallone rimesso in mezzo, attenzione a questo, un po' di confusione in questa azione, poi pallone che va fuori da Piro, ci aveva provato Bruno, pallone però ribattuto, qui sbaglia il controllo il Palermo, allora prova a ripartire il Catania, un po' indecisa in questo caso Fiorella, e allora Bruno amministra adesso il gioco il Palermo con Piro, pallone lungo, ma ha sorpreso sia la difesa del Catania che tantomeno la difesa dell'attacco del Palermo. Dragotto che stava aspettando ben altro pallone. Allora Panarello centrale, bello il velo, poi gran giocata ancora del Catania che va in avanti con Vacchino che salta un uomo, ancora Vacchino, prova ad andare in mezzo, si propone ancora una volta Cammarata, Vacchino raddoppiata, prova a non perdere il pallone, ottiene forse il massimo da quella soluzione di gioco lì, con la rimessa al laterale, però l'importanza di Cammarata in questo inizio di partita è notevole, con il velo nella scorsa azione di Musolino, una giocata davvero bellissima, poi Cammarata palla al piede capace di qualsiasi cosa, eccola qui Cammarata, messa dentro, allontana rischiando qualcosina in Contrera che ha rischiato anche possibile autogol, pallone che viene messo sul fondo, sarà corner, pronta a battere o Musolino o Martinelli, due su questo corner, potrebbe anche essere giocato corto, vediamo. Entra anche Di Vittorio al centro dell'area, solo 4 giocatrici, anzi 5. Si sgancia Martinelli, pallone lungo, trattenute, varie trattenute, nessuno però arriva a toccare il pallone, dunque il possesso che è nuovamente in favore del Palermo quando il cronometro ci indica che stiamo per entrare nel 35esimo minuto di gioco. Catania 0, Palermo 0.
qui nulla di troppo pericoloso. Catania che 2 volte si è presentata a tu per tu con Biondo, insieme con Biondo, appunto le imbucate per Martinelli, 11 che però non è riuscita a sorprendere. Qui occhio a Martinelli, ancora scappa via, poi prova a saltare un uomo, si appoggia da Sciuto. Sciuto lotta su questo pallone, imbuca per Vacchino largo a destra, ancora Vacchino, occhio all'esterna del Catania che mette dentro, gestisce questo pallone, però la difesa del Palermo addirittura prova a ripartire con Dragotto che però non riesce ad intercettare questo pallone messo fuori da Incontrera. Poi ancora Bruno perde il pallone, Martinelli trattenuta, si gioca e allora come può il Palermo prova a uscire con Ciancilla che ha trovato già Chirillo, poi il pallone perso grazie al contrasto da parte di Fiorella. Catania che può nuovamente gestire il pallone. Panarello, Musolino, lungo il pallone di Musolino, intercettato dalla difesa, ancora Musolino con la testa, batti e ribatti, prova a uscire il Palermo adesso con Bruno che deve fare buona guardia su Cammarata, stavolta messa giù irregolarmente e dunque calcio di punizione. Musolino andrà col destro, salite Torri, occhio in mezzo, uno schema con Di Vittorio che si è sganciata tutta solo. Di Vittorio, pallone troppo lungo, era uno schema quello del Catania. Ora 0-0. Qui sbaglia l'invio Biondo, uno dei primi errori da parte del portiere palermitano. Sciuto non riesce a gestire il pallone però, e allora Coco arriva in ritardo, Cammarata si affida a Panarello, slalom di Panarello in mezzo a maglie rosa, poi si appoggia su Fiorella, ancora Fiorella in mezzo da Sciuto, pallone toccato di testa, arriva senza troppe difficoltà dalle parti di Biondo. Biondo andrà probabilmente coi piedi, è così, pallone lungo, Panarello con la testa, poi Martinelli non arriva, anticipata per un istante Ciancilla, ancora Piro che va forte col piede, c'è un fuorigioco però su inserimento di Dragotto, già battuto il calcio piazzato, allora si può giocare con Fiorella. Cambia completamente lato, va da Vacchino che però non riesce a toccare. Dunque Conciauli. Ancora Sciuto, un po' di spazio, intercettato il pallone da Bruno che poi imbuca direttamente per Dragotto, buona guardia da parte di Petrini, in cui unica ammonita del match. Pallone lungo, toccato dalla difesa del Palermo, dunque sarà corner. Attenzione al corner, Musolino dentro diverse maglie, poi la palla arriva dalle parti di Vacchino, non ha toccato nessuno,
neanche Vacchino, ed allora rimessa laterale per il Palermo. Qui Vacchino chiedeva un tocco da parte della formazione avversaria, non è così secondo il direttore di gara. Martinelli, mezza 2, cade giù, si gioca forse per il vantaggio Fiorella, ancora un contatto Fiorella, poi in mezzo a 2 Fiorella mette dentro per Sciuto con la testa, altra occasione per il Catania. Adesso Biondo può far ripartire le proprie compagne, qui cross era un po' debole, difficile dare forza a questo pallone. Sciuto ha fatto il massimo da quell'occasione. Qui la palla per Cammarata, ancora Cammarata che va un passo diverso, ma c'è un tocco col braccio proprio da parte della numero 10. Sembrava essere fallo proprio su Cammarata. Calcio di punizione, pronto a battere Contrera, larga a sinistra da Conciauro, ancora Conciauro, salta la propria compagna, poi prova a mettere in mezzo questo pallone, qui Risina salta la propria diretta avversaria, ancora in Contrera da allungare, ancora in Contrera 2 volte a dire di no all'attacco del Catania, poi Piro prova ad imbucare, non c'è un tocco col braccio, si gioca con Fiorella, larga a sinistra, ancora Fiorella. Allontana Priolo, poi Piro ci mette il corpo lungo il pallone dalle parti di Dragotto, fuori gioco chiamato dall'assistente. Dragotto, attaccante che ben conosciamo, vive insomma sulla linea del fuorigioco, già il secondo solo in questa partita. Lungo il pallone di Biondo, cercare le compagne, poi Musolino prova a lavorare, Pietrini non si fida, allontana la sfera come può, ancora Musolino, apre il campo dalle parti di Vacchino che ha tanto campo davanti a sé. Vacchino aspetta il movimento delle compagne, ancora Vacchino in sovrapposizione, Panarello non viene vista, va centrale Vacchino, e allora Palermo che prova ad uscire. Adesso squadra un po' più lunga, qui Dragotto si complica la vita da sola, poi Panarello allunga per Vacchino, Conciauro riesce a mettere rimessa laterale, poi Panarello ha già preso il pallone, pronto a battere con le mani, chiede palla Vacchino, si va da Martinelli, spalle alla porta, ancora Martinelli, raddoppiata, Cammarata, da lì potrebbe anche andare col sinistro, Cammarata col sinistro, centrale, Biondo senza troppe difficoltà. Ultimi minuti di gioco di questo primo tempo, in particolar modo 2,5 alla fine, ovviamente aspettiamo di capire quale sarà l'entità del recupero, è vero che si è perso davvero poco tempo, si è giocato tantissimo in questo primo tempo, qui c'è un fallo evidente da parte di Coco su Vacchino, spinta mentre saltava a cercare il pallone. Panarello, centrale per Cammarata che sta sistemando i capelli, si lamenta con le compagne, voleva un attimo prima di ricominciare, qui sbaglia dietro l'appoggio di Vacchino, allora Coco porta il pallone in mezzo a 2, viene fermata ma solo per un istante, Piro, poi Ciancilla, ancora Piro, larga da Bruno raddoppiata, Piro porta il pallone, prova a metterlo avanti dalle parti di Chirillo, poi Chirillo va al tiro, respinta, non è finita, Ciancilla, ancora Chirillo, Palermo che
sta cercando adesso da qualche minuto con più insistenza la via del gol. Palla larga a sinistra da Conciauro, prova l'imbucata all'indirizzo di Dragotto, che però il pallone lo voleva a sinistra, non a destra. Quindi sembra di aver capito. Pietrini ha già battuto il Catania. Panarello, ancora Panarello, centrale da Martinelli, poi larga a sinistra, Risina da uno sguardo, allarga da Vacchino, anticipata da Conciauro, perdono. Di Vittorio messa giù, non c'è punizione, tutto regolare secondo l'arbitro. Ciancilla, solito rientro per smorzare il pressing rosso-azzurro. Poi proprio una giocatrice del Catania, Martinelli in particolar modo, a toccare per ultima rimessa laterale. Un minuto di recupero assegnato dall'arbitro, insomma anche abbastanza generoso, come dicevo, si è giocato davvero tantissimo, poche interruzioni. Calcio di punizione qui, spinta non regolare con la spalla secondo l'arbitro, che chiede alle giocatrici di non protestare. Già battuta il calcio di punizione dalle parti di Dragotto. Occhio all'ultima azione probabilmente di questo primo tempo. Qui pasticciano Vacchino e Macera, rischia qualcosa, il portiere aveva chiamato su il pallone, Vacchino non si era intesa con l'estrema difensore. E allora ancora Palermo, Ciancilla, Coco, ancora Coco, la Ciancilla dentro a cercare Chirillo, vediamo se c'è tempo per un altro affondo. Pallone nel mezzo, poi Conciauro, c'è calcio di punizione praticamente allo scadere e dunque ultima occasione, primo tempo che si chiuderà con il Palermo in avanti, con questo piazzato dalla tre quarti, ovviamente Piro sul pallone. Qui proteste da parte della panchina del Catania, con Silvestro Reitano e il proprio staff che non sono d'accordo con questo calcio piazzato. Ultimo pericolo, seguiamolo. Piro, sguardo in mezzo, va senza rincorsa Piro, allontana come può, poi Bruno, svirgolata, stava per ripartire il Catania ma basta così. Finisce il primo tempo di Catania-Palermo 0-0, si conclude a reti bianche. Noi andiamo in pausa, ma durante questa pausa, durante l'intervallo tra primo e secondo tempo, ascolteremo le parole del direttore Massimiliano Borbone, direttore del Catania, consigliere del Dipartimento Femminile, che è intervenuto nel pre-partita. Lo ascoltiamo tra pochissimo, ci ritroviamo tra poco. Nonché consigliere del Dipartimento Femminile. Direttore, innanzitutto è un Catania che è partito benissimo, le chiedo se lo aspettava, se era questo il progetto della società. Sì, diciamo che siamo contenti di come abbiamo approcciato la stagione, sapevamo che avevamo cambiato molto e ci potevano essere delle difficoltà, ma le ragazze sono state molto brave ad ambientarsi tra loro, lo staff tecnico sta facendo un grande lavoro, ma ovviamente siamo solamente all'inizio, ci saranno tante partite, tante difficoltà e quindi anch'io sinceramente sono curioso di vedere l'andamento durante la stagione. Allora è un Catania che sta crescendo anche dal punto di vista societario per quel che riguarda il femminile. Quali sono i progetti futuri di questo Catania e qual è la visione della società? Ma diciamo che veniamo da una notizia bellissima, la proprietà ha fatto un grande investimento per prendere Torre del Grifo Village, dove lì ci sarà veramente tanto spazio per poter portare avanti quelle che sono le nostre idee, i nostri progetti. Abbiamo una proprietà che punta molto anche al calcio femminile, ce lo dimostra la vicinanza che abbiamo quotidianamente con loro,
ma soprattutto per gli investimenti che ogni anno sono sempre più importanti. Per noi è un grande orgoglio, una responsabilità rappresentare loro, lo sanno le ragazze, lo sanno tutti i nostri componenti dello staff tecnico, e cercheremo di crescere come stiamo facendo. L'anno scorso siamo passati a 2 squadre, abbiamo fatto anche l'Under 19 e ci siamo fermati alla semifinale nazionale. Contiamo di lavorare quest'anno per fare tutte le squadre dall'Under 10 all'Under 17, quindi è un progetto in continua evoluzione. Sta a noi continuare a lavorare come stiamo facendo per cercare di soddisfare le grandissime ambizioni della proprietà. Ad ora il Catania è primo, insieme alla Salernitana, dopo 3 vittorie su 3, 0 gol subiti. Qual è il futuro che si è prospettato per questo Catania? Se l'obiettivo già quest'anno è la promozione, e dove vede il suo Catania fra qualche anno? Ma noi abbiamo iniziato la stagione pensando di fare tutte le partite giocandoci al massimo delle nostre possibilità. Abbiamo una squadra che è molto giovane, che cresce partita dopo partita, quindi vogliamo sicuramente fare un bel campionato. Quanto saremo bravi lo dirà il campo, lo dirà il lavoro che faremo durante la settimana. Quindi spero di arrivare più in alto possibile, speriamo di arrivare più in alto possibile, ma non solo in questa stagione, anche per il futuro, perché ripeto, abbiamo una proprietà ambiziosa e dobbiamo assolutamente crescere nel tempo, nei prossimi anni. La crescita non sarà solo sulla prima squadra, ma su tutto il lavoro che si farà alla base, perché comunque l'idea è quella di avere sempre un gruppo di Catania importante, che possa essere una possibilità per loro. Attraverso anche gli investimenti sulle strutture gli si darà la possibilità, grazie ripeto a quello che si sta facendo in società, per cercare di crescere e dare alle ragazzine di Catania sempre più possibilità per il futuro. Prima di chiudere, lei è anche consigliere, abbiamo detto, del Dipartimento Femminile, è un movimento femminile che sta crescendo a dismisura anche tra la Lega Nazionale Dilettanti. Qual è la vision della Lega Nazionale Dilettanti sul femminile e sul movimento in generale? Allora sì, intanto ringrazio sempre le società che mi hanno dato questa opportunità. Abbiamo grande sinergia fra il Dipartimento Calcio Femminile e il nostro Consiglio. Stiamo lavorando quotidianamente per cercare di creare una serie di iniziative che possono far sì che questo movimento diventa sempre più attendibile. Quest'anno è partito il progetto Giovani di Valore, che andiamo sul minutaggio delle ragazzine per tutte le squadre di Serie C, e nel femminile non c'è mai stato. È un progetto che è molto attivo sul maschile, sia in Serie C che in Serie D, e siamo molto soddisfatti. Ringraziamo il Presidente Abete per la collaborazione, per le opportunità, per le risorse che ha investito, perché questo dà un input importante a noi ai presidenti, a tutte le società, per cercare di continuare a investire su questo mondo che cresce sempre di più. Ci sono tantissime bimbe che oggi giocano al calcio, e la responsabilità di noi addetti ai lavori è continuare a alimentare questa passione e sicuramente non disperderla. Grazie mille.
E può ricominciare l'azione. Dunque la Vibonese con Marafini meno impiegato in questa fase, con il Messina che ha cercato di attaccare più sulle fasce che sulla zona centrale. E adesso ha anche l'occasione di salire qualche metro. Pallone lungo, ci arriva De Caro rischiando moltissimo qui. Riesce a spazzare dunque Maisano, Dicorato, recupera il numero 3, il pallone è larghissimo per Castiglio. La mette in mezzo il numero 17, ci arriva però Andrea Sorrentino. Fase di maggiore stallo quando siamo giunti al 31esimo minuto di gioco. Qui Clemente per Aprile, molto largo adesso con Maisano che scambia spesso e volentieri la posizione proprio con il 17. Si va dall'altro lato del campo dove c'è De Caro, dunque dietro per Trasciani. Avanza il 14, prende qualche metro, poi si rifugia di nuovo dal suo 6. Da braccetto a braccetto, qui per Clemente, pallone per Aprile, non riesce a spizzarla, riesce a prenderla invece Marafini che cerca di mandare Musi, che poi qui commette fallo su Trasciani.